Io settimana prossima sarò insieme a Luca Zaia in Veneto a inaugurare il primo tratto della Pedemontana che farà viaggiare più velocemente tantissimi lavoratori, camionisti, imprenditori. C'è bisogno di fare, di costruire, di inquinare di meno, di spendere di meno e di viaggiare più velocemente in sicurezza. Quindi questo, l'Italia ha un'economia sana, gli imprenditori, gli ingegneri, i medici, gli insegnanti, gli operai italiani a parità di condizioni sono fra i migliori al mondo. Dobbiamo essere messi in grado di competere. Siamo tutti uguali? Siamo tutti figli dello stesso papà e della stessa mamma? Siamo in Europa unita con una moneta unica? Ebbene, non si capisce perché qualcuno debba speculare e qualcuno debba pagare sulla speculazione altrui. L'economia italiana è sana, quindi non si capisce perché qualcuno debba, torniamo ai tempi di Soros e del passato, speculare sulla pelle di un paese, dei suoi lavoratori. Cambiamola questa gabbia, usciamo da questa gabbia, rimettiamo al centro del dibattito il lavoro e la disoccupazione. Ecco, la proposta che farò e che faremo è che i parametri europei non siano quelli freddi, impostati solo sulla finanza, che poi abbiamo visto nei dati non funzionano. Mettiamo al centro la disoccupazione. Cambiamo proprio punto di vista, cambiamo visuale, guardiamo avanti. Guardate che spettacolo qua, noi perché dobbiamo vendere palazzi? Dobbiamo licenziare, dobbiamo mandare all'estero i nostri giovani per fare i medici, per fare gli architetti, per fare gli operai, per fare gli imprenditori, per aprire attività. Qua il numero magico non è il 3, il 2, il 4, è il tasso di disoccupazione. Fino a che l'Italia non dimezzerà il suo tasso di occupazione, scendendo dal 10 al 5%, abbiamo diritto a investire sul lavoro, a investire sulle infrastrutture, a investire sulle strade, sulle scuole, sugli ospedali, a risarcire i risparmiatori truffati, a investire in sicurezza, ad assumere poliziotti. A proposito, cominciano ad agosto il corso di formazione che durerà 9 mesi, 1851 poliziotti che ho l'onore di aver finanziato con le loro assunzioni, quindi 1851 ragazze e ragazzi che cominceranno un'avventura che li porterà a rendere più sicuro il nostro paese. Perché non possiamo fare di più e per tanti? Quindi è questa l'Europa che penso abbiano scelto gli italiani, i francesi, i polacchi, gli ungheresi, i tedeschi, gli svedesi e tutti quelli che hanno scelto il cambiamento domenica. A proposito, grazie per percentuali della Lega mai viste nella storia. Non vado in ordine, vado in ordine sparso sugli appuntini. Grazie a chi ha portato la Lega ad avere il 27% in Trentino Alto Adige, il 49,88% in Veneto, cioè la Lega al 50% in Veneto, grazie. Il 42% in Friuli Venezia Giulia, il 33% in Emilia Romagna, la Lega primo partito nell'Emilia che una volta era rossa, 35% in Abruzzo, 24% in Molise, 25% in Puglia, con vittorie come a Gioia del Colle, grazie. Quasi 20% in Campania, 23% in Basilicata, 22% in Calabria, Valle d'Aosta 37%, Piemonte 37%, altra regione strappata a Chiamparino alla sinistra del Partito Democratico. Grazie e buon lavoro ai nuovi consiglieri e ai nuovi assessori di Regione Piemonte che avranno l'onore e l'onere di ridurre i danni fatti dalla sinistra. Lombardia 43%, casa mia, grazie. Liguria 33%, Toscana 31%, giù il cappello. In Umbria dove si tornerà a votare perché la governatrice del PD si è dimessa fra problemi, indagini e tutto il resto, 38%, Lega primo partito in Umbria al 38% e primo partito anche nelle Marche al 38%, anzi al 37,98% e poi la Regione Lazio, 32,66%, Lega primo partito nel Lazio, più di 500.000 di voti. Ci rivediamo per i ballottaggi, in tante città, anzi mi sono preso l'elenco. Buongiorno, qua c'è qualcuno che mi guarda durante la pausa pranzo, buongiorno. Aspettate, tanto sto spostando perché qua c'è vento, i foglini, i foglietti su quello che i comuni che vanno al ballottaggio, eccoli qua, scusate, tanto siete abituati a cose ruspanti. Al ballottaggio, quindi per scegliere il nuovo sindaco fra 15 giorni, fra 2 domeniche,
fra i tanti comuni che ci saranno, spero di esserci, se non dappertutto, in tanti di questi comuni: Novi Ligure in provincia di Alessandria, Ascoli Piceno, Biella, Montichiari nel Bresciano, poi Campobasso, poi Aversa, Casal di Principe, Castel Volturno a Caserta, poi Cremona, poi Ferrara, per la prima volta nella storia un candidato sindaco della Lega, l'amico Alan Fabbri, può diventare sindaco di Ferrara con un distacco rispetto al candidato della sinistra di tanti e tanti voti, però sarà importante tornare a votare per i ballottaggi fra 15 giorni, poi Cesena e Forlì in Romagna, poi Livorno, poi Porto Mantovano, da sempre governata dalla sinistra, e chissà mai che si cambi dopo 70 anni. Nel milanese, Cormano, Novate Milanese, Paderno Dugnano, Rozzano, San Zenone al Lambro, poi Carpi, in provincia di Modena, dove abbiamo vinto al primo turno a Sassuolo, in provincia di Modena, sindaco della Lega. Grazie amici modenesi, e io, visto che avevo nonna modenese, ne sono particolarmente orgoglioso. E poi Foligno in Umbria, e poi Monselice nel Padovano, poi Potenza, Prato, Reggio Emilia, Civitavecchia, ci vedremo anche qua, Tivoli, Monterotondo, Nettuno, Palestrina, Ciampino alle porte di Roma, poi Albenga a Savona, Orvieto, poi Verbania, poi Vercelli, Tarquinia. Insomma, non ci annoieremo.